Buongiorno da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. Nell'omelia per le celebrazioni della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, la sferzata dell'arcivescovo Luigi Renna, le piaghe che affliggono la città, la necessità di prendersi cura di noi stessi e di Catania, il forte richiamo contro la violenza sulle donne e l'esortazione alla non rassegnazione. Il sociologo Carlo Colloca dell'Osservatorio contro le devianze minorili ritiene indispensabile l'intervento della politica e tempo di agire, dice a Sicilia 24. Caro carburante, i consumatori spazientiti sono costretti a fare i conti ad ogni rifornimento. Il ministro Urso respinge l'ipotesi del taglio delle accise per calmierare i prezzi. Incubo per una giovane ragazza violentata dal branco a Palermo, 7 gli arresti, in manette anche un minorenne. Senza sosta le morti in mare tra i migranti da Lampedusa, le ultime drammatiche testimonianze. Calcio, oggi al via il campionato di Serie B, il Palermo di scena a Bari, in Serie C, Catania è vicino all'acquisto dell'attaccante Di Carmine e del difensore Quaini. Eccoci qui, le piaghe che affliggono la città, la necessità di prendersi cura di noi stessi e di Catania e il forte richiamo contro la violenza sulle donne e l'esortazione alla non rassegnazione. È il messaggio dell'arcivescovo Luigi Renna nella festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata che è avvenuta ieri sera nella cattedrale di Catania per la cosiddetta festa d'agosto. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Prendiamoci cura della nostra città, tutti, perché il nobile nome di cittadini sia confermato dalla coscienza pura di chi dice che ha fatto tutto il possibile per la sua città. E solo quando avremo fatto tutto il possibile per Catania potremo dire viva Sant'Agata, altrimenti rimaniamo zitti. Vogliamo essere buoni cittadini e devoti di Sant'Agata. Mai una cosa sola senza l'altra. Nella sua omelia in cattedrale per la festa di mezz'estate che ricorda il ritorno a Catania da Costantinopoli delle reliquie di Sant'Agata, l'arcivescovo Luigi Renna ha lanciato anche un forte messaggio contro la violenza sulle donne. Ha incoraggiato tutti alla non rassegnazione e più volte ha citato il termine cura, che in processione ha spiegato così in diretta ai nostri microfoni. Cura della vita interiore, perché lì incontriamo il Signore e facciamo discernimento sui nostri buoni sentimenti. Cura delle relazioni familiari, soprattutto dei ragazzi, dei giovani, degli adolescenti, delle ragazze che purtroppo a Catania tante volte diventano prigioniere di una mentalità che le reclude, maschilista. E poi infine la cura della città, dei beni della città che sono beni di tutti. Quando si curano i beni si curano le relazioni anche e ci si sente corresponsabili senza aspettarsi che sia l'amministrazione semplicemente o qualche altro. Ciascuno deve fare la sua parte perché Catania sia una città che possa assicurare a tutti la qualità della vita. Una processione scandita da preghiere e invocazioni con alcuni momenti particolari, la sosta del busto reliquiario davanti all'altarino della Madonna della Lettera, con gli immancabili fuochi d'artificio e l'incontro con i disabili e le persone sofferenti in piazza San Placido, dove la corale Tovini ha intonato alcuni canti. Quindi, poco prima delle 22, il rientro in cattedrale. Tra pianti di commozione, l'ultimo saluto a Sant'Agata, rientrata nella sua cameretta. E secondo il sociologo Carlo Colloca dell'Osservatorio contro la devianza minorile, adesso è tempo che la politica intervenga, è tempo di agire, dice. L'omelia di Monsignor Renna in occasione della festa per la traslazione di Sant'Agata mette al centro problematiche che sono della nostra città e mi sembra che l'attività che ha portato avanti ormai da 2 anni a questa parte l'osservatorio prefettizio contro la devianza minorile, fortemente voluto dalla prefetta dottoressa Librizzi e dal presidente del Tribunale dei Minori, il dottore Di Bella, sempre in sinergia con gli attori che hanno trovato nell'osservatorio che citavo un punto di coagulo, ma è tempo che la politica
politica, quella con la P maiuscola, dopo le emergenze dei giorni scorsi, si inizi a prendere in carico dei bisogni dei più fragili. Monsignor Renna parla del prendersi cura, della cultura del prendersi cura e la presa in carico dei bisogni. E le popolazioni fragili nella nostra città non mancano, non solo l'infanzia e l'adolescenza evidentemente, sempre accompagnando evidentemente la politica, perché è un richiamo anche alla responsabilità di noi cittadini, oltre che delle altre istituzioni, ma con un ruolo chiave della politica locale la città meriti questo recupero di dignità e questa diffusione di una cultura della responsabilità, direi, oltre che della cura. Adesso cambiamo argomento, parliamo del caro carburante. Il ministro Urso respinge l'ipotesi del taglio delle accise per calmierare i prezzi, ma i consumatori spazientiti sono costretti a fare i conti ogni giorno ad ogni rifornimento. Luca Ciliberti. Rifornimento? Sì. Più caro? Sì. Purtroppo gran parte dei soldi se ne vanno, per chi ci lavora come noi, se ne vanno sul caro benzina, sul caro rifornimenti. Perché per spostarsi soprattutto in estate magari uno vuole fare un giro un po' più lungo, ci deve pensare 2 volte. Bisogna trovare gli accordi con, paghiamo ancora la Libia, la guerra, trovare accordi con questi stati qua ed eliminare i costi della benzina. Chi ne approfitta secondo lei? Il discorso delle accise è una cosa che ha la sua importanza, anche se poi questi benedetti soldi chi li mette? Ma secondo lei, adesso ragionando, si può fare qualcosa per abbassarlo questo costo del carburante? Sì, fermiamo tutti i mezzi, fermiamo tutto, facciamoci la federe proprio la siciliana, facciamoci la federe in dei pompa, benzina e arab. Si fa presto a dire taglio delle accise. Dopo gli ultimi aumenti le associazioni dei consumatori chiedono il taglio, ma l'esecutivo fa muro. Tagliare le accise della benzina costerebbe 1 miliardo al mese, 12 miliardi l'anno, dice il ministro per le imprese Adolfo Urso. Il governo ha invece utilizzato questi fondi per tagliare 2 volte il cuneo fiscale. Nei primi 6 mesi dell'anno l'accisa sui prodotti energetici ha fruttato 11 miliardi con una crescita di 1,86 miliardi sullo stesso periodo del 2022. Un bel affare per il governo, un aumento che è quantificato in 20,3%. Gli utenti adesso sono spazientiti. Il prezzo medio nazionale di un litro di verde ha superato ormai la soglia psicologica dei 2 euro. Prezzi che schizzano nelle isole minori. Ad Ustica, ad esempio, un litro di benzina o di diesel costa 2,39 euro. A Lampedusa un litro di benzina raggiunge i 2,41 euro, poco meno per il diesel, 2,33 euro. Come si vede da questa grafica, più del 50% del costo del carburante finisce nelle casse dello Stato e l'Italia è uno dei paesi europei in cui la benzina e il gasolio costano di più. Tra i consumatori si insinua spesso anche il sospetto che anche le compagnie petrolifere speculino sui rincari. A tal proposito, anche in Sicilia è stata intensificata l'azione di controllo sui prezzi del carburante da parte della Guardia di Finanza. Nei primi 15 giorni di agosto sono stati eseguiti 175 interventi e contestati 89 violazioni. Adesso la pagina della cronaca: è stata violentata dal branco a Palermo, incubo per una giovane ragazza palermitana che era in stato di ebbrezza. Scattano 7 arresti, in manette anche un minorenne. Marco Gullà. Violentata dal branco a Palermo nella zona del Foro Italico mentre era ubriaca. Vittima una ragazza palermitana con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Scattano 4 arresti dei carabinieri che si aggiungono ad altri 3 dei giorni scorsi. All'alba di questa mattina a Palermo i militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Pazia Verdi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale del Capoluogo nei confronti di 3 giovani e un analogo provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni di Palermo nei confronti di un minorenne. I 4, con altri 3 presunti complici già arrestati su ordine dell'autorità giudiziaria di Palermo lo scorso 3 agosto, sono indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo. Gli indagati lo scorso 7 luglio avrebbero abusato sessualmente di una giovanissima donna palermitana, la quale, in stato di ebbrezza alcolica, sarebbe stata condotta in un'area isolata e lì violentata a turno da alcuni degli indagati. Lo stupro di gruppo sarebbe avvenuto al termine di una serata trascorsa dalla giovane nei locali della Movida palermitana tra il mercato della Vucciria e Piazza Sant'Anna. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima. L'operazione di oggi testimonia, si legge nella nota dell'Arma, come trovando il coraggio di non restare in silenzio e chiedendo aiuto alle forze di polizia si possa combattere adeguatamente ogni forma di violenza contro le donne.
E la polizia di Ragusa ha notificato il divieto di avvicinamento a un 79enne di Comiso indagato per molestie nei confronti di una quarantenne vicina di casa. Le indagini dopo la denuncia della vittima, esasperata dalle attenzioni dell'uomo non ricambiate e da esplicite richieste di natura sessuale. E un fascicolo conoscitivo è stato aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela dopo una denuncia sulla presenza di sostanze maleodoranti nell'aria e nelle acque del fiume di Gela. L'inchiesta, che punta ad accertare la dinamica dell'evento e eventuali responsabilità, è stata attivata 2 giorni fa. Le indagini sono state delegate dai carabinieri del NOE di Gela e al personale dell'ARPA di Caltanissetta. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale. Sono oltre 2000 dall'inizio dell'anno i migranti morti in mare durante i cosiddetti viaggi della speranza, un numero destinato purtroppo ad aumentare. Ieri sera a Porto Empedocle sono state trasferite le salme di 3 donne e di un bambino ivoriano decedute. Alcuni migranti approdati a Lampedusa hanno raccontato di avere visto tante persone in acqua che rischiavano di annegare. Il nostro corrispondente da Agrigento, Davide Sarto. Porto Empedocle, la sirena della nave Galaxy ed il picchetto della polizia per rendere omaggio alle 4 salme dei migranti morti in mare durante uno dei recenti naufragi al largo di Lampedusa. C'è anche una bara bianca del bambino ivoriano di 1 anno e mezzo. Le altre contengono i corpi di 3 donne, anche loro senza identità. Ad accogliere i feretri sul molo empedoclino anche il prefetto di Agrigento Filippo Romano. È un momento di grande tristezza sicuramente ed è un lutto individuale per ciascuno delle famiglie dei defunti, particolarmente toccante quella che riguarda un bambino molto piccolo. Vedrete che una di queste bare sarà appunto una bara di bimbo e questo ci tocca molto, però forse dovremmo ragionare in queste occasioni sulla vicenda generale, sul lutto generale, perché quello che sta succedendo è una enorme, immane operazione di sfruttamento del bisogno da parte di organizzazioni criminali. Le salme delle 3 donne saranno tumulate nel cimitero di Palma di Montechiaro, mentre il bambino troverà degna sepoltura a Favara. E a Favara sono arrivati troppi bambini morti nei naufragi, ti fa male il cuore, ti fa riflettere e ogni volta ci indigniamo, ogni volta gridiamo che non deve ripetersi più, però ogni volta ci ritorniamo. È un'amara constatazione. Dopo le cerimonie religiose, dalla nave traghetto sono stati sbarcati circa 600 migranti che, scortati dalle forze dell'ordine, hanno raggiunto a piedi il centro di pre-identificazione per poi essere trasferiti in pullman nei centri d'accoglienza delle varie regioni italiane. E questa sera a Porto Empedocle sono attese oltre 600 persone in viaggio dall'hotspot di Lampedusa. Questi migranti sono riusciti a raggiungere l'Europa con la speranza di una vita migliore, ma dall'inizio dell'anno ad oggi sono morti in mare 2060 migranti, tra cui bambini, uomini, donne e anziani. Una tragedia che sta diventando sempre più un massacro. Ieri dinanzi all'isolotto Lampione a Lampedusa è stato recuperato il cadavere di un 56enne ivoriano e la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E non si escludono altri morti in mare, come da racconto di molti dei 45 migranti soccorsi alla Guardia di Finanza mentre con un barchino in ferro facevano rotta verso Lampedusa. Hanno riferito di aver visto tante persone in acqua, che tanti rischiavano di annegare e attorno a loro c'erano diversi pescherecci tunisini che cercavano di salvarli. Commemorazione stamane a Lingua Gloss dei 4 forestali morti 29 anni fa sul Monte Culma e dei 2 piloti del Canadair Can 28 precipitato l'anno scorso e di tutti i caduti nella lotta agli incendi boschivi. È stato oltre che un momento di intimi ricordi dei compagni morti nella lotta alle fiamme anche un'occasione di riflessione sulle condizioni troppo spesso precarie in cui agiscono l'antincendio boschivo e il corpo forestale in Sicilia. La funzione si è svolta in contrada Boriglione, punto di raccolta delle squadre della protezione civile AIB di Lingua Glossa, lo stesso dove i volontari qualche anno fa hanno eretto una lapide a memoria dei compagni caduti, il ricordo perenne per chi perde la vita partecipando alle battaglie per l'incolumità nostra e dei nostri territori, contrastando l'opera di distruzione degli incendi.
Adesso nuove segnalazioni sono arrivate al numero del nostro TG, immagini e foto di marciapiedi sporchi e maleodoranti e la statale Catania-Gela invasa dai rifiuti, tanto che è impossibile fermarsi nelle aree di sosta occupate dalla spazzatura. Pioggia di segnalazioni nella nostra rubrica Ditelo al vostro TG. Molte purtroppo sono dello stesso tenore e riguardano strade, sempre più ridotte a discariche abusive. Ecco come si presentano i bordi della strada statale 417 Catania-Gela. Scene intollerabili, specie nel tratto Palagonia-Gran Michele, dove la spazzatura non consente di fermarsi neanche nelle aree di sosta. A denunciare lo scempio attraverso la nostra rubrica è Lucia Inzirillo. Oltre ai rischi per chi guida, afferma il segretario nazionale di categoria Confali Sifus, l'immondizia crea un pericoloso inquinamento ambientale, minacciando anche il sottosuolo. Sversamenti sono stati segnalati anche nel fiume Simeto. E qui siamo a Catania a mandarci queste foto un nostro telespettatore. Ogni mattina, ci spiega, via Duca degli Abruzzi si sveglia così, con marciapiedi maleodoranti e sporchi dopo la rimozione dell'immondizia. I residenti lamentano la scarsa igiene e invocano un periodico servizio di lavaggio e disinfestazione dei marciapiedi. Ma puntano anche il dito contro chi porta a passeggio il cane e non rimuove gli escrementi dei propri animali. Continuate ad inviare le vostre segnalazioni al numero 342 7455 005. Ditelo al vostro TG. Non ci fermiamo ancora per uno stacco per la pubblicità, torniamo con il calcio. Rieccoci in studio, siamo al calcio, inizia stasera il campionato di Serie B, il Palermo giocherà al San Nicola contro il Bari, Corini può contare su tutti i titolari. Marco Gullà. Il Palermo si è dichiarato già da tempo e del resto il mercato sta certificando le sue ambizioni. I rosarino vogliono andare in Serie A. La prima tappa di un lungo e tortuoso viaggio sarà stasera al San Nicola contro il Bari, la prima di B. Il Palermo ci arriva con la consapevolezza di stare meglio dei pugliesi in questo momento, ma servono ancora rinforzi e Corini questo lo sa. Normale che ogni allenatore vorrebbe avere la rosa a disposizione, ma non è più così per tutti, addirittura per i top club che hanno disponibilità economiche importanti, anche per loro è difficile, tante situazioni vanno definite negli ultimi 15 giorni di mercato, bisogna essere reattivi rispetto a questo, lavorare su quello che hai a disposizione, preparare il terreno per quello che dovrà arrivare, sono sicuro che arriverà e di conseguenza il campionato non è che finisce la prima giornata, c'è uno sviluppo, c'è un'idea, ci sono delle partite da fare. Pochi dubbi di formazione per stasera, Corini può contare su tutti gli effettivi tranne Aurelio che non è stato convocato, quindi 4-3-3 con Pigliacelli tra i pali, Matteo e Ceccarone agiranno sull'out di destra e sinistra e poi Lucioni e Marconi al centro. Stulac e Gomez saranno i registi con Vasic trequartista, Insigne, Brunori e Di Mariano in avanti. Nel Bari esordirà Menez che farà il trequartista alle spalle di Nasti e Diaf. Bari che ha ancora un cantiere aperto e che non avrà che dire ormai del Napoli che lo girerà in prestito al Frosinone. Fischio d'inizio alle 20:30. E per il calciomercato in arrivo 2 colpi per il Catania, i dirigenti pronti a portare alla corte dei Tabbiani l'attaccante Di Carmine che vanta un'importante presenza in Serie B e il difensore Quaini, voluto proprio dal tecnico. Marco Carli. Un bomber di categoria superiore, così aveva descritto il prossimo attaccante del Catania il DS Laneri in occasione della presentazione del tecnico Tabbiani poco meno di un mese fa. Samuel Di Carmine lo è, la carriera l'ha portato anche in Serie A dove ha collezionato quasi 50 presenze e 8 gol, ma è in cadetteria dove ambisce ad arrivare presso il Catania che l'attaccante nato a Firenze ha collezionato più reti, 83, e partite quasi 350, oltre a 33 assist. In C invece i gol sono 14, un bottino che Di Carmine proverà a rimpinguare. Laneri col vicepresidente Grella aveva messo gli occhi sulla punta già da tempo, il suo nome circola dalle prime fasi del campionato ma l'affondo sarebbe arrivato nel momento topico dopo il Ferragosto e a 2 settimane dall'avvio del torneo superando la concorrenza del Cosenza. Di Carmine classe 1988, dopo l'avvio in maglia fiorentina della sua carriera ha trascorso importanti con Verona e Perugia ma anche fra le altre con Cremonese, Frosinone, Entella e Crotone. L'11 del Catania diventa col
lui di grande livello, e si parla anche di un centrocampista come Mastinu, per esempio, per completare l'organico, che in difesa ha trovato l'altro centrale. Come vi avevamo anticipato, si è tornati alla carica per Quaini, voluto fortemente da Tabiani, e anche l'arrivo al Fiorenzuola di Nava, proprio un centrale di difesa, ha portato la squadra emiliana a più miti consigli nei confronti degli etnei. L'allenatore contava proprio sulla possibilità di avere un giocatore che conosce e che fa partire il gioco dal basso. Catania è un banco di prova importante per testarne le qualità. Intanto la società ha annunciato la presentazione della campagna abbonamenti, che sarà lanciata lunedì, e poi, al netto degli ultimi arrivi e partenze, la concentrazione sarà tutta sull'esordio di inizio settembre contro il Crotone, altra protagonista designata del campionato. E la Lega Pro ha ufficializzato date e orari delle prime giornate del campionato di Serie C. Nel primo turno il Catania giocherà in anticipo al Massimino con il Crotone venerdì 1 settembre alle 19:45. Il Messina farà il suo esordio a Cerignola sabato 2 alle 20:45. Il regionale è finito, grazie per l'attenzione a tutti, buon pomeriggio.